Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso così sporadico sulla fiducia, perché questa sera siamo subito in streaming, avremo diversi artisti e adesso ve li vado a presentare uno ad uno, perché avremo la possibilità di sentire questa sera la musica di un cantautore che arriva da Lecco, perché verrà a trovarci Arturo Fracassa. Poi arriverà una band invece di Torino, indie alternative, adesso scopriremo, che rispondono al nome dei Chip, e adesso li abbiamo pronti sul palco. Ladies and gentlemen, un applauso per gli Iguana. Benvenuti ragazzi. Allora, il nome Iguana già mi fa venire in mente Iggy Pop qua, c'è qualcosa c'è un fascino per quel genere di musica, o almeno per quel personaggio. Il genere sì, ma non c'entra niente con Iggy Pop, però il genere sì, dai. Però vi piace, diciamo, Beh, Iggy certo, Pop, sì, vi piace per Iggy Pop. forza. È chiaro che poi stasera voi presenterete dei brani vostri, tra poco, se non ho capito male, dovrebbe uscire anche un EP, quindi insomma è un test che facciamo ed è anche una serie di inediti che vi proponiamo, credo, a questo punto. Sì. Con che cosa comincerete stasera? Allora, iniziamo con Campi d'amore, che è una canzone che parla, è diciamo una canzone di protesta contro i cantautori e le cantautrici che cantano solo d'amore, ma alla fine non ci credono molto, Hai insomma. capito? Quindi adesso stasera è già una piccola polemica qui a salotto, adesso vediamo se dopo Arturo fa la ci canzone campano. d'amore, adesso vediamo che cosa ci canterà. Che ci campano che solo ci su can- quello. Ah, che ci campano, e allora qua non c'è nessuna polemica stasera tra di noi, è qualcuno che ci campa, queste cose non c'è, ma partiamo con tanto amore, perché gli Iguana ci propongono Campi d'amore. L'amore vende sempre, rapisce cuore e mente. Migliaia di persone non sanno star da sole. Puoi andare sul sicuro con baci e cuoricini. La gente non capisce che siete delle bisce. Tu canti l'amore per troppe persone, ma in fondo il tuo cuore è un registratore di cassa. Non conta quel che dici, ti basta la bellezza. Tu sei una marionetta che legge un copione, ma in fondo quel che conta son solo fame e soldi. Ma voi non rispettate i veri sentimenti. Tu canti l'amore in televisione, sei solo una moda per rincoglionire la massa. Dopo aver fatto una sveltina, quando ti guarda si riflette, poi te la mette sotto sette. Frasi da baci perugina. Dopo aver fatto una sveltina, quando ti guarda si riflette, poi te la mette sotto sette. Canta le sue canzoni, sfama i suoi ormoni, vivi nel suo riflesso, ti ama quando è depresso. Gli occhi dolci che sanno ingannare, canzoni interpretate e un tour di 100 date. Chi scrive i successi rimane sconosciuto, ma tanto non fa niente, la gente è indifferente. Tu canti l'amore per troppe persone, ma in fondo il tuo cuore è un registratore di cassa. L'amore vende sempre, rapisce cuore e mente. L'amore vende sempre, ti rende dipendente. L'amore vende sempre, rapisce cuore e mente. L'amore vende sempre, ti rende dipendente. Grazie. Grazie.
Campi d'amore, che se non ho capito male, quindi non erano i campi come tipo i campi da arare, i campi, ma erano No. proprio, nel senso che Campi. ci vivi d'amore. Beh, non è male però campare d'amore, in effetti sarebbe una cosa che augureremo quasi a tutti, ma ho capito No. che c'era una leggera ironia, insomma, in quello che stavate raccontando. E quindi L'importante è crederci. l'importante è credere, tu dici, invece questi qua sono un po', adesso campano. non facciamo nomi, va bene. No. Allora, senti, questa diciamo una prima invettiva, mi verrebbe quasi da dire, questo Campi d'amore. La prossima canzone, a questo punto, per smentirvi, dovrebbe essere una canzone d'amore. No. La prossima si chiama Terza Media e parla nel senso che anche quelli che hanno la terza media hanno qualcosa da dire, nel senso Certo, in perché- generale, e non solo quelli che sono diplomati o laureati. terza media, adesso, terza media, quel famoso esame. Giusto. Questa è una canzone nata senza ispirazione, senza avere una musa, una gatta e le sue fusa, senza avere un aiuto, senza avere un amuleto, senza raccomandazioni e dopo tante ammunizioni canto per passare il tempo, per non morire dentro. Sempre meglio di chattare, di spacciare, canto, è un po' mi illudo, di certo non mi chiudo, sempre meglio di guardare, di ascoltare te. Yeah. Questa è una canzone nata senza avere autori, senza avere le pressioni, senza fare imitazioni, senza dire grazie o scusa, con la mente un po' confusa, dopo tante birre al bar e gli autoscontri a Luna Punk. Canto per passare il tempo, per non morire dentro, sempre meglio di ingrassare, di invecchiare, canto, è un po' mi illudo, certo non mi chiudo, sempre meglio di guardare, di ascoltare te. Yeah, yeah, yeah. Tu che hai talento e perdi il tuo tempo oziando tutto il giorno, la giovinezza non farà ritorno. Tu che hai talento e sprechi il tuo tempo, non perdere il tuo turno, la giovinezza non farà ritorno, la giovinezza non farà ritorno, la giovinezza non farà ritorno. Grazie. Terza media, questo era il secondo brano che abbiamo ascoltato degli Iguana. Abbiamo accennato al fatto che probabilmente insomma adesso sarete per uscire con un EP magari dopo l'estate. Allora senti Luca, ti volevo chiedere a questo punto, magari presentaci il resto della band. So che è una decina d'anni che state insieme, come siete un power trio. Beh, decina d'anni insieme no, decina d'anni che c'è la band. Che c'è la band e poi ci sono state un po' di, diciamo, la formazione attuale e quella Vabbè, diciamo, io più sono il fondatore, quindi io ci sono dall'inizio. dall'inizio. Tu sei dall'inizio e invece Simona, The Snake al basso. Simone al basso. Yes. Basso, eccomi. E Antonio Greco alla batteria. C'è Luca la voce, Yes. Luca Shave, diciamo Yes. così detto. Allora, senti, ci avete così
dato una prima diciamo, panoramica di quella che sono i vostri brani. Con che canzone volete salutare qui il Lab? Allora, la prossima canzone è un pochino... Vabbè, l'altra non è che non è una serie, è Imprevisto, che parla del fatto che, insomma, prima di diventare genitore bisogna pensarci un pochino. Anche 2 volte, certo, anche 2 Più volte. di 2 volte. Anche 3, tre. anche 3. Questo è Imprevisto. Ho perso tutti gli amici e ora mi guardo intorno. Spero di avere tempo giusto per una birra. Guardo filmati porno chiuso nella mansarda. Scappo dalla realtà che oggi ha in bocca un ciuccio, un bambino da accudire, una moglie da capire, un bel mutuo da pagare. Ho smesso di fare sport e sono sempre nervoso. Devo tagliare tutti i ponti con le mie amanti. Guido sempre adagio, allaccio le mie cinture, esco a far la spesa e compro le sigarette. Un bambino da accudire, una moglie da capire, son per sbaglio un genitore. Patente per i genitori. Patente per i genitori. Se è capitato. Un bambino da accudire, una moglie da capire, un esempio che non so dare, no. Patente per i genitori. 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 Grazie. Grazie agli Iguana, in bocca al lupo per tutto quello che potete combinare. Ci rivedremo presto. Adesso facciamo una breve cambio palco, una breve pausa e tra poco ci saranno qui i Chip a Frappè.